Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Va ora in onda Pop Economia Rumore, a te la linea Alessandra. Martedì 24 giugno, io sono Alessandra Mori e questa è Pop Economia Rumore. Seguite la diretta in voce, fateci sentire le vostre voci allo 02 92 94 72 22 e scriveteci su WhatsApp al 340 670 9659. Prima della nostra sigla un memorabile brano di De Gregori dalla Cosa sarà? Ma cosa sarà, cari amiche e amici di Radio Libertà, non è dato sapere. Lo scenario di guerra cambia di minuto in minuto. Nella notte colpo di scena di rumore assoluto, lo avrete sentito. Donald Trump annuncia su tutti il cessate il fuoco completo e totale tra Israele e Iran. Per 12 ore lo scrive in lettere maiuscole e aggiunge non violatelo. Dopodiché la guerra così chiamata dei 12 giorni sarà finita, ma arrivano subito i colpi di coda della tregua e Israele accusa l'Iran di averla violata. 2 missili sarebbero stati intercettati nel nord di Israele dopo l'annuncio del presidente e il ministro della difesa israeliano Katz dice la reazione sarà dura. Trump intanto ora è in viaggio per l'Aia, un atteso ritorno del presidente al tavolo NATO dal 2019 ed è letteralmente fuori dalla grazia di Dio, furioso contro Israele e Iran. Hanno violato il cessate il fuoco, non sanno cosa, mitico io perché non ha detto così, non sanno cosa diavolo diciamo noi stanno facendo. I mercati scommettono sulla tregua, anche le borse europee aprono all'insegna del guadagno e schizofreniche, udite udite, sono le ricadute pop, cioè quelle dirette direttamente sulle nostre tasche. Da non credere, il petrolio cala, ma la benzina schizza. Pensate che in autostrada, attenti bene se andate in autostrada, la verde tocca i 2,3 euro al litro. Professor Davide Tabarelli, che spero sia in linea, presidente di Nomisma Energia, come sta? Ben trovato. Sì. Lei ha fatto il pieno? Buongiorno, tutto bene, grazie. Sì, i prezzi a benzina scenderanno domani, perciò la conclusione di tutta questa faccenda è di aspettare ancora qualche giorno. Quindi domani noi possiamo fare il pieno, ci sta dicendo? Per fare il pieno. Benissimo. E poi c'è anche lo spauracchio delle speculazioni, professore. Come si è messe con quelle? Professore, mi sente? Il professor Dabarelli, appena arrivato, è già caduto. Sveva, ce lo recuperi No, tu? la sento, ecco, mi diceva, non l'ho sentita bene. C'è poi lo spauracchio delle speculazioni. Come si è messi con quelle? No, le speculazioni non ci sono. Le speculazioni sono tutte costruzioni che di solito si inventano i consumatori. Però no, a parte gli scherzi, c'è molta finanza in questi mercati e c'è una tendenza ultimamente all'instabilità. Dove c'è instabilità la finanza fa profitti, ci prova, a volte ci riesce, a volte ci perde, ecco, però ci sono dei fondamentali molto forti sottostanti a questi forti rialzi che ci sono stati qualche giorno fa. Il potenziale ammanco di petrolio era gigantesco, abbiamo visto che c'è una superiorità militare gigantesca da parte degli Stati Uniti, perciò non ci sono state conseguenze. Ecco, professore, ci spieghi rapidamente, ma perché il petrolio sta calando e la benzina invece sta schizzando? Sembra strano, ma è vero. No, non sta schizzando. La benzina era 1,68, è salita dopo il 13, l'attacco del 13 a 1,70, venerdì saliva ancora verso 1,74, stamattina qualche lieve aggiustamento, rialzo, perché alla pompa le conseguenze arrivano con un po' di ritardo. Però da domani ci saranno di nuovo delle flessioni, ecco, però i prezzi erano molto deboli, siamo in un periodo di eccesso di offerta di petrolio. Le ricordo che quando c'è stata l'invasione della Russia, da parte della Russia e dell'Ucraina, il prezzo del petrolio, che oggi è 70, che è sceso un po', è sotto i 70, anzi 68,
Ecco, era il doppio, era stato 120 e il prezzo della benzina a pompa era stato 2,2. Pertanto sì, c'è un po' di timore, c'è stato qualche rialzo negli ultimi giorni, ma poca roba. Lei me lo consentirà, professore, ma quest'estate è di fuoco sotto tutti i punti di vista, perché la stangata a bollette c'è purtroppo sempre. Questo è un po' il tema che noi affrontiamo ogni martedì in questa trasmissione. Qui poco c'è da fare, da dire: fai la doccia, accendi il gas e paghi 100 euro più in bolletta. In più, le voglio dire questo, il presidente Besseghini di Arera ha detto così: i consumatori non scelgono le offerte migliori, e ricordiamo sempre gli 8 milioni di vulnerabili. Sono i consumatori che non scelgono le offerte migliori, è colpa loro? Ma allora, districarsi nelle tutte queste maree di offerte che ci sono è sempre più difficile, complicato. Oggettivamente le bollette sono una cosa difficile, non è come andare al mercato a comprare un chilo di mele. Ci sono delle offerte, a volte non sono razionali, i consumatori non hanno voglia di dedicare del tempo, e a volte è colpa anche dei venditori. Bisogna stare attenti un po' di più e anche fidarsi di quelli che hanno un certo nome, di quelli che sono da molto tempo sul mercato. Ecco, non è che ci si può inventare subito dei fornitori di elettricità o di gas. Soprattutto bisogna stare attento anche alle offerte troppo vantaggiose, che poi dopo qualche mese diventano un po' svantaggiose, perché devono recuperare quelli che hanno fatto dei super sconti. Tanto situazione un po' complicata oggettivamente, però tutto sommato adesso vedremo nei prossimi mesi, vedremo qualche aumento, ma non drammatico. E allora, in questa grande complicazione, i consumatori, gli ascoltatori ci chiedono di sapere: le bollette, cosa succederà? Si sgonfieranno? Aumenteranno? È la nostra croce, lei lo sa. Sì, allora per il momento il pericolo è un po' scampato, perché poteva essere una cosa disastrosa tipo quella del 22. E ricordo che a giorni avremo un adeguamento delle tariffe per l'ex tutelato, che sono i vulnerabili, e attualmente era intorno a 30 centesimi per kilowattora. Salirà qualcosa verso i 32, ma non di più, forse anzi avremo anche qualche abbassamento. Vi ricordo che nella fine 22, quando c'è stata quella fiammata causata dalla crisi della Russia, siamo stati a 66, così anche le nostre piccole e medie imprese pagavano delle bollette di 60 centesimi per kilowattora. Poi ci sono stati gli aiuti da parte dello Stato, poi sono soprattutto scesi i prezzi. Cioè adesso i prezzi sono comunque alti, ma non in maniera drammatica come lo furono nel 22. Poi vedremo nel corso dell'anno. Quest'inverno avremo qualche difficoltà, perché noi non abbiamo ancora risolto totalmente la crisi del gas causata dall'aumento della Russia. Ecco, si parla ancora e sempre, anche politicamente, di approvvigionamento del gas russo. Cosa pensa lei su questo? Ce lo siamo detto tante volte, Penso prima, che ce lo ripete. Bisogna guardare i numeri, cioè noi dalla Russia prendevamo 29 miliardi di metri cubi sui 60-70 che consumiamo, il 40%. Sostituire questi grandi volumi è difficilissimo, ci vuole molto tempo. Pensi che dagli Stati Uniti, il paese che ne esporta di più sotto forma liquida, ne prendiamo 5, perciò non tantissimo attualmente. E ci vogliono degli anni per sostituire della Russia, infatti facciamo fatica e i prezzi sono alti. Dovremmo però produrre un po' più quello che abbiamo sotto i nostri piedi. È scandaloso che non ci riusciamo, perché c'è un forte ambientalismo, perché tutti credono ai faciloni, alle facili soluzioni, bastano le rinnovabili che qualcosa fanno, ma poco. E pertanto dobbiamo adattarci, ci vuole del tempo e prepararsi meglio magari per la prossima crisi, sperando che non ci sia. Ecco, so che lei deve andare, mi dica lei quando devo liberarla, ma un'ultima battuta. Si è parlato molto in questi giorni dello stretto di Hormuz, stiamo conoscendo molti posti a noi lontani in questi giorni con queste guerre. A chi conviene chiudere la porta di petrolio e gas? E secondo lei abbiamo scampato il pericolo? Cosa sarebbe accaduto se fosse stato chiuso? Allora, non conviene a nessuno. Hormuz è un budello dove passano grandi volumi di energia, soprattutto petrolio, ma anche gas, circa il 20% del totale mondiale. Hormuz poteva interessare solo all'Iran come ritorsione, ma l'Iran esporta anche l'Iran da lì, ciò non conviene neanche all'Iran far saltare tutto, perché dopo non incassa più le esportazioni. Non conviene a nessuno, perché il mondo si fonda sulla pace, sugli scambi, sull'economia, su qualcosa che è scambio, che
passaggio, che è commercio. Ecco, il blocco è il contrario. Hormuz dobbiamo vederlo come questo passaggio difficile, ma anche come occasione per costruire pace, economia e benessere, cosa che poi di fatto è stato negli ultimi 70 anni, perché nonostante tutte le minacce non si è mai chiuso. Dovesse accadere sarebbe un cataclisma, ma per fortuna, dipende dal punto di vista, ci sono gli Stati Uniti con gli altri, anche noi italiani contribuiamo, che difendono, che impediscono che possa essere, che all'Iran possa venire qualche brutta idea. Ecco, allora Grazie. professore, un ultimo consiglio per i nostri ascoltatori, esattamente lei ce l'ha detto, quando e a che ora domani, l'ora X in cui possiamo fare il pieno? Domani ci sarà una riduzione dei prezzi, se dopodomani ancora meglio. Dopodomani, allora aspettiamo dopodomani per fare il pieno e partire per qualche giorno di mare. Se non Professore, la oggi, ringrazio. se Mi potete. dica. Non fatelo oggi il pieno, aspettate domani se potete. Non fatelo oggi, Okay. non fatelo oggi. E allora professor Tabarelli la ringrazio e l'aspettiamo Grazie qui a lei, presto. presto. Ci sarà da commentare tutto e di più ancora. A presto, buon viaggio. E allora eccoci aspettando il presidente di Consumerismo, perché dobbiamo sempre fare i conti con i nostri consumi, cari amiche e amici. I consumi sono quelli che ci stanno davvero tormentando, spellando, possiamo dirlo. L'estate è di fuoco e sì, il presidente Tabarelli ha cercato di tranquillizzarci, ma è vero anche che la benzina, lui dice non sta scherzando, ma i prezzi sono quelli che sono. Anche in autostrada i prezzi sono cocenti, cala il petrolio ma aumenta la benzina, abbiamo detto, e leggo qui il ministro Urso convoca una commissione, le aziende sono disperate, dicono rischiamo il bis della crisi ucraina. Sveva, dimmi tu quando abbiamo Consumerismo in linea. Abbiamo l'ospite in linea. Abbiamo Consumerismo, il presidente Luigi Gabriele in linea. Come sta presidente Gabriele? Molto bene, grazie. Lei come sta? Stiamo al caldo, caro Presidente, al caldo e con le tasche sempre più vuote. Sa che cosa penso e che cosa stavo leggendo? Che 3 indizi qui, con tutti i report, siamo sommersi da report da tutte le parti, da tutti i fronti, 3 indizi fanno una prova. Non so se lei ha ascoltato in voce il Presidente Tabarelli che ha cercato di tranquillizzarci, ma il Presidente Besseghini di Arera ha detto che i consumatori non scelgono le offerte migliori, lo sottoponevo anche a Tabarelli, e quindi forse è colpa dei consumatori, non so che cosa volesse dire. Io la vedo nera per le bollette, ma c'è anche un'estate di fuoco. Il petrolio aumenta la benzina e per fare una doccia e per accendere il gas paghiamo 100 euro di più in bolletta. E ancora i prezzi che salgono. Questo è il terzo indizio. Io la vedo nera, lei? Ma guardi, io dico subito che non sono d'accordo né con Tabarelli e nemmeno col presidente Besseghini, ognuno ha una visione diversa ed è giusto che sia anche così, ognuno per il proprio ruolo. E lei ha ragione nel individuare questi indizi che fanno la prova di una prossima estate bollente, come ormai già siamo abituati da qualche tempo. Poi basta fare i conti ognuno in casa propria per renderci conto se le cose stanno andando nella direzione opportuna o meno. Non voglio troppo entrare sul tema della liberalizzazione o meno perché ne abbiamo dibattuto a lungo. Abbiamo visione contrastante rispetto ai suoi precedenti ospiti o anche alle affermazioni di Besseghini. Io non credo che il problema sia che i consumatori non sono in grado di scegliere, anche perché c'è poco da scegliere quando, primo indizio, non siamo noi a fare le scelte se qualcuno ci entra nel telefono o entra dentro casa con delle proposte ingannevoli offrendoci la luna, ma poi ci sta semplicemente consegnando in realtà all'oblio, perché dai dati che abbiamo anche presentato oggi, lei ha detto ci sono molti report, è vero, non finiscono mai di essere a proposito, oggi lei alla Camera era lì a presentare alcuni dati sulle truffe, dico bene, ci dia un aggiornamento su questo, che tipo di dati avete presentato? Il dato più evidente è che il 97,3% delle chiamate che riceviamo purtroppo sono un tentativo di truffa. Adesso da una parte possiamo anche assuefarci al fatto che riceviamo decine di telefonate al giorno e che sono delle telefonate che, a parte molestarci, infatti noi l'abbiamo chiamato il telestalking perché si configura un vero e proprio reato di stalking nel momento in cui hanno il nostro numero senza la nostra diretta soprattutto conferimento di diritto a poterci chiamare.
Dall'altra parte invece sappiamo che quando qualcuno ottiene illecitamente i nostri dati, già lì si configura il primo reato, che è appunto l'ottenimento illecito dei dati personali. Poi nel momento in cui ci viene effettuata una chiamata dai toni decisamente ingannevoli, oltre che dalle finalità, si c'era un ulteriore reato che è quello della truffa, e poi la sostituzione di persona, un altro reato penale che quando dicono di essere qualcuno invece sono completamente altri. Lei mi dica se ormai che tutti i consumatori italiani ricevono decine di telefonate al giorno, se sono loro a scegliere o in realtà non è qualcuno che ci sta facendo scegliere con l'inganno. Su questo e mettiamoci pure un altro indizio, andiamo al quarto, sforiamo un po'. Il TAR tempo fa, lei lo sa benissimo, ha bocciato le delibere ARERA sul rientro degli utenti vulnerabili nel sistema di tutele graduali. Un dato e una notizia che abbiamo ampiamente commentato con tutte le associazioni, i presidenti delle associazioni dei consumatori e anche con il presidente della Commissione Attività Produttive, Alberto Gusmeroli, che ne ha fatto una forte battaglia. Cosa pensa? Beh, intanto credo che vada ricordato, mancano solo 6 giorni al 30 di giugno, che è l'ultimo giorno in cui si può effettuare questo tentativo di rientro, perché poi alla base di quanto lei ha appena annunciato c'è addirittura il discernimento se chi è rientrare o meno dipende dalla volontà degli stessi operatori. Noi non eravamo pronti al libero mercato, l'abbiamo sempre detto che la tutela era decisamente molto più vantaggiosa, tanto è vero che poi quando ci sono state le famose aste per la gestione del servizio di tutela di salvaguardia abbiamo scoperto che gli operatori erano disposti addirittura a fare delle offerte che andavano molto molto sotto soglia, al punto tale che alcuni operatori addirittura premiano i consumatori graduali con degli sconti ulteriori. Io non credo che il problema sia il TAR, il problema sia come è stata costruita questa delibera di rientro che era prevista dalla disposizione legislativa favorita appunto da Gusmeroli. Penso che in quella fase c'è stato un errore piuttosto non di chi si è opposto, ma di chi l'ha costruita. Se questa delibera fosse stata costruita in maniera diversa, probabilmente il TAR non si sarebbe esposto in quel modo. E il tema vero è che ci sono milioni di consumatori lasciati veramente alla mercé di questo sistema fatto non tanto per far risparmiare, come tutti continuano a dire, la liberalizzazione porterà un vantaggio come la telefonia, ma guardi, l'energia non è la telefonia, l'energia è molto equiparabile. Che cos'è l'energia? Perché ce la stanno togliendo l'energia. Lei dice non siamo pronti al mercato libero, non eravamo pronti, ma non siamo nemmeno pronti a scegliere forse, perché siamo tempestati, siamo trasportati in un mare di notizie spesso confusive, non è così? E anche per la trasparenza, cosa dobbiamo scegliere, cosa dobbiamo fare? Ci dia qualche indizio, qualche indicazione. Ma intanto questi 6 giorni io ne approfitterei nel caso in cui siamo possessori di uno dei requisiti della vulnerabilità per rientrare il più possibile, tentare di rientrare il possibile nel servizio tutele graduali almeno fino al marzo del 2027. Non è un'operazione complessa, basta compilare un paio di moduli e rinviarli via mail all'operatore di zona che si occupa del servizio di tutele graduali. Poi noi avevamo un mercato di tutela che in realtà proteggeva non solo sotto gli aspetti contrattuali, ma soprattutto sotto quelli economici. Perché si chiamava tutela? Perché milioni di italiani erano riuniti all'interno di un unico grande gruppo di acquisto e una società pubblica si occupava di acquistare energia e gas per questi. E gli operatori poi di zona non dovevano fare nient'altro che applicare i medesimi costi che erano stati previsti dal servizio di tutela. È venuto meno questo meccanismo, noi lo dicevamo già in anticipo, tutti gli operatori avrebbero certamente posto l'asticella del prezzo molto più alta rispetto a quello che avevamo fino a quel momento, perché sono ovviamente le opportunità che vengono lasciate agli operatori, è normale che tendono a rialzare il prezzo anziché abbassarlo. L'energia, perché diciamo che è differente rispetto alla telefonia? Perché provi a considerare quello che è successo qualche settimana fa in alcuni paesi europei, dove alcuni blackout anche per poche ore hanno determinato il caos più assoluto. Noi non possiamo vivere senza energia. I governi sanno che le guerre si svolgono ovviamente sul riquadro internazionale, ma per motivazioni prettamente energetiche, e sanno anche che l'energia è essenziale per la vita non solo delle imprese ma anche delle persone. Quindi avrei utilizzato un approccio più cauto, come è successo in Francia o come negli altri paesi come la Germania, o come poi invece
si è apprestato a fare l'Inghilterra, che da un meccanismo liberalizzato è tornato a un meccanismo prettamente tutelato. Noi avremmo potuto benissimo far coesistere entrambi i sistemi fin quando in effetti non c'era energia a sufficienza e prodotta da tante forme diverse da stimolare una vera e propria competizione. Poi un'altra cosa dico sempre. Insisto, Tabarelli poco fa ci ha tranquillizzato, o perlomeno ha cercato di farlo, ha detto fate il pieno dopodomani per quanto riguarda la benzina, che comunque è schizzata. Lui ha detto no, non è poi così tanto schizzata, ci sono strani effetti perché il petrolio va giù e la benzina va su. Lei ha fatto il pieno e poi lo farà dopodomani, e poi per le bollette che cosa dobbiamo aspettarci? Anche lì Tabarelli ha cercato di tranquillizzarci. Ma guardi, io la penso molto diversamente da Tabarelli. Non sappiamo quello che può succedere, perché da un momento all'altro qualsiasi notizia internazionale può cambiare completamente lo scenario, quindi sarebbe assurdo e stupido anche dire fate il pieno adesso, fatelo dopodomani, perché potrebbe scendere il prezzo come potrebbe salire. Io quello che dico ai consumatori è: cercate di ridurre il vostro consumo e la vostra dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, e se potete sostituite le vostre abitudini con delle abitudini, diciamo, meno da consumatore di energia sconsiderato, senza stare a pensare il fatto che ogni pieno, ogni condizionatore acceso, ogni tipo di comportamento che si adotta può comportare un aggravio di costo. Lo diceva qualcheduno tempo fa: preferite la guerra o preferite il condizionatore? Abbiamo visto che con i condizionatori accesi la guerra non si fermava. Una battuta infelice, non troppo felice, direi. Comunque, andiamo avanti, prego. Quindi io posso consigliare ridurre i consumi per chi può investire nell'autoproduzione, ovvero se si ha una casa in campagna, una casa in condizione di poterlo fare, installatevi un impianto fotovoltaico, perché è come avere una pompa di benzina di proprietà. Sostituite alcune abitudini, evitate di fare brevi tragitti con le automobili. Se si è in condizioni, utilizzate mezzi alternativi, i pubblici prima di tutto, e poi anche la buon vecchia bicicletta. Per quanto riguarda l'energia elettrica e il libero mercato c'è poco da fare. Se potete, entro il 30 giugno rientrate nel servizio tutela e salvaguardia, e stanno nascendo queste nuove forme di aggregazione che ricalcano un po' quello che è successo negli anni 50 e 60 con le comunità e con le cooperative italiane per altri settori. Auspichiamo che i gruppi di acquisto collettivo possano in qualche modo essere la manforte al rafforzamento del consumatore, perché avere tanti consumatori aggregati è un conto, avere dei singoli consumatori che si possono attaccare da parte del mercato è un altro. È come lei dice insieme è meglio. Ultima battuta, andiamo al carrello, il carrellino e il carrellone. Ci dica lei della spesa, abbiamo visto i dati dell'Istat, una cosa che mi ha impressionato, non un bene di primaria importanza, ma il gelato, un qualcosa di cui usufruiamo tutti per rinfrescarci perché è buono l'estate, qualcosa di molto pop. Aumentano i gelati, e come si è messi lì? Ma è una tendenza che per quanto riguarda l'artigianale ormai è in crescita da tempo, ma quello che mi meraviglia è l'industriale, perché noi ci aspettiamo che il sistema industriale sia sempre più efficiente e riesca in qualche modo a garantire un prezzo appunto industrializzato, per cui più vantaggioso per i consumatori. Però vedere gelati alla stecca, imbustati, che nel tempo si sono rimpiccioliti ma sono cresciuti solo di prezzo, ci fa pensare che qualcuno invece in realtà ha compreso che può tirare su il prezzo creando delle inflazioni non proprio motivate dall'andamento economico generale. Quello artigianale, una parte c'è una motivazione abbastanza concreta, che sono l'aumento dei costi delle materie prime e energetici per i produttori. Il caffè, sappiamo, ormai è diventato un bene che quasi al pari della commodity di lusso, lo stesso vale per il cacao, e ci può stare che alcune materie prime crescono, ma il fatto che ormai siamo arrivati che la media di 3,50 € per un cono, 2 gusti, a me sembra un po' esagerato, perché voglio fare il raffronto in lire. È vero che non si dovrebbe fare, ma i nostri stipendi sono rimasti tali, sono 7 delle vecchie 1000 lire. E allora, esagerati ma realisti, la ringrazio, ci risentiremo presto, buona estate se non ci sentiamo prima della pausa estiva, e noi arriviamo tra pochissimo per Rumore. Pensa a respirare. Ora abbandona
luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore. Va ora in onda Rumore. Alessandra, te la linea. E quanti rumori, cari amiche e amici di Radio Libertà, stiamo sentendo in questi giorni, in queste ore, in questi minuti. Ed è un piacere ritrovare in linea telefonica in diretta il generale Marco Bertolini, già comandante della brigata paracadutisti Folgore del 9° reggimento d'assalto col Moschin, grandissimo esperto di operazioni speciali. Generale Bertolini, come sta? Sto bene, grazie, buonasera a tutti. Ben ritrovato e grazie di aver accettato l'invito. E allora, generale, lei avrà ascoltato, visto poco fa un Trump furiosissimo contro Israele e Iran. Hanno violato il cessate il fuoco. Non sanno cosa, puntini, cerco di mitigare, stanno facendo questi ragazzi. Stanotte il mondo aveva appena tirato il fiato dopo l'annuncio a sorpresa del presidente USA sul cessate il fuoco. Poco dopo però Israele accusa l'Iran di averlo violato questo cessate il fuoco. Che succede, generale Bertolini? Normale colpi di coda successivi alla tregua? E quanto, le chiedo subito, adesso è debole l'Iran? Ma adesso intanto è un momento molto caotico. Questo cessate il fuoco è abbastanza atipico rispetto a quello che ci potevamo aspettare fino a ieri. Fino a ieri lo scenario che avevamo davanti era quello di un'apertura delle ostilità generalizzata che potesse anche coinvolgerci noi. Poi c'è stata questa presa di posizione di Trump. Trump ha detto che in sostanza la sua iniziativa era terminata con questo grande successo ottenuto nei confronti dell'Iran, così l'ha definito lui. A questo punto si poteva tornare a un cessate il fuoco, arrivare a un cessate il fuoco tra Israele e l'Iran, cioè praticamente ha parlato per entrambi i belligeranti. C'è da dire che ha ringraziato addirittura l'Iran per avere avvertito gli Stati Uniti del lancio di missili contro la base di Udeid in Qatar, un lancio quindi più dimostrativo che altro. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Quando durante il primo mandato Trump fece uccidere il generale Soleimani, anche in quel caso l'Iran replicò con un lancio di missili abbastanza telefonato, abbastanza direi formale, più che altro per far vedere che
comunque sia non accettava l'atto di forza americano passivamente, però diciamo si era prospettata una situazione abbastanza favorevole con questo ringraziamento di Trump nei confronti dell'Iran per aver limitato la sua reazione a una reazione direi di facciata. Ora c'è stato questo ulteriore ritorno di fiamma, l'Iran ha lanciato un missile, Israele ha attaccato distruggendo una postazione contraerea iraniana. Trump se l'è presa con Israele, soprattutto dicendo che per un lancio di un missile che non aveva un obiettivo, non avrebbe colpito nessun obiettivo significativo, ha riacceso le ostilità. Però direi siamo in un momento di grande indeterminatezza nella quale può succedere di tutto. Resta il contesto generale caratterizzato da questa affermazione di Trump che dice che i due belligeranti sarebbero arrivati alla conclusione di doversi fermare. Speriamo che effettivamente sia così, ma la situazione continua a essere naturalmente molto in evoluzione. Molto delicata. Generale Bertolini, real end, si riferisce così Trump quando parla dell'attacco USA al sito di Fordow, che è considerato, lei lo sa meglio di me, il gioiello del nucleare iraniano sepolto sotto la montagna. Ora una fonte iraniana, non si sa quanto attendibile ovviamente, rivela che l'Iran potrebbe aver trasferito la maggior parte dell'uranio arricchito da Fordow alcune ore prima dell'attacco statunitense di domenica all'impianto. È un'ipotesi verosimile? Che cosa rappresenta veramente Fordow? Fordow sicuramente è un impianto molto ben protetto, quindi un impianto di rilevanza strategica per l'arricchimento dell'uranio. A proposito di arricchimento dobbiamo ricordare che ci sono accuse e affermazioni contrastanti. Gli Stati Uniti e Israele dicono che l'Iran arricchiva l'uranio al fine di ottenere un'arma nucleare. L'Iran ha sempre negato questo, e anche l'AIEA, che inizialmente si era lasciato andare a un'affermazione abbastanza imprudente che è stata presa da Israele come pretesto per colpire, per aggredire l'Iran, anche l'AIEA ha detto che in sostanza l'Iran non è assolutamente alla vigilia dell'ottenimento di un'arma nucleare. L'intervento contro Fordow, che comunque è appunto il sito più importante, se non altro perché è il più protetto, non sappiamo esattamente che cosa sia successo. Dalle foto satellitari abbiamo visto che ci sono i fori di queste GBU-57 che sono penetrati nella montagna, però c'è anche da dire che queste bombe sono molto potenti, ma non sono onnipotenti, hanno una capacità di penetrazione importante, sono molto pesanti, vengono sganciate da molto alto. Nel momento in cui impattano il terreno, prima di esplodere riescono a penetrare nel terreno a una certa profondità e poi esplodono. Però non sappiamo come sia realizzata questa struttura, soprattutto come sia rinforzata. Ci sono dei sistemi per deviare anche la penetrazione dei proiettili, delle bombe penetranti come questa. Probabilmente è possibile che i danni non siano dati particolarmente rilevanti. E poi c'è quello che diceva lei, il fatto che l'Iran probabilmente potrebbe aver già spostato l'uranio che aveva arricchito in precedenza. Se così fosse, ci sarebbe da dire che anche questa azione americana si sarebbe visto e considerato che probabilmente le informazioni le avevano, perché loro grazie ai satelliti sono in grado di controllare tutto, e probabilmente aveva una finalità anche simbolica, quella di intervenire contro l'Iran
col quale gli Stati Uniti hanno un conto aperto da tempo. Gli Stati Uniti da tempo in memoria, Carter, certo, dai tempi di Carter come presidente ci fu la crisi degli ostaggi nell'ambasciata americana a Teheran, ci fu un tentativo delle forze speciali di andarli a liberare, tentativo che si risolse in un fiasco clamoroso e che probabilmente anche alla base di molte frustrazioni americane nei confronti dell'Iran. L'Iran è sempre stato un osso duro, c'è poco da fare, e adesso in particolare ha un armamento particolarmente importante. Dicevo che potrebbe essere che questa azione americana fosse finalizzata essenzialmente a dare un segnale di determinazione, un segnale chiaro dell'Iran, di chi comanda, di chi ha la forza, è così? Esatto. Sì, e allora esatto. Un intervento, dice lei, simbolico, sferrato in un momento particolare. No, non è che lo dico, è una possibilità. Una possibilità. Allora, consideriamo questa possibilità. La vittoria degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran potrebbe aprire una vera pacificazione in questo momento, a parte i colpi di coda che abbiamo visto, che lei ci sta spiegando, che stiamo commentando. I profeti di sventura sono stati smentiti, secondo lei? Allora, la vittoria degli Stati Uniti c'è già stata in Libia e la vittoria degli Stati Uniti ha trasformato la Libia in due Libie, nella quale non si sa chi comanda ed è un paese fallito. Era un paese invece stabile, con una sua leadership ben precisa. L'intervento in Siria ha fatto sì che si affermasse un governo retto da un terrorista. Al-Jolani è un terrorista, anche se tutti vanno a baciargli la pantofola, questo era un terrorista con una taglia sulla testa e lui è espressione della Al-Qaeda siriana, Hayat Tahrir al-Sham. E ne vediamo i risultati, visto considerato che le comunità cristiane che stavano decisamente bene, erano protette sotto Assad, assieme agli alawiti, sono invece al centro di azioni terribili come l'esplosione l'altro giorno a Damasco, in una chiesa di Damasco, che ha fatto una ventina di morti, tra cui anche parecchi bambini. Le vittorie americane, fra le vittorie americane dobbiamo ricordare quella in Iraq. L'Iraq è un paese ultra fallito, non c'è una leadership chiara, non c'è un esercito, tant'è che l'ISIS appunto è nato in Iraq proprio come direi risultato dell'aver eliminato quella che era la leadership locale. Quindi una eventuale vittoria, come dice lei, israeliana e americana in Iran probabilmente riproporrebbe in Iran un'altra situazione di sostanziale anarchia. Non credo che ci sia la possibilità di reinsediare il re. Il re era stato reinsediato anche in Afghanistan. Sappiamo come è andata. Proprio lei mi dà l'assist perfetto, perché vorrei andare proprio un passo avanti, parlando di regime change, quello di cui ha parlato subito Trump, cambio di regime che vorrebbe il presidente degli Stati Uniti e Israele, ma Khamenei però sembra essere, come dice lei, sempre più solo e sono le stesse guardie rivoluzionarie, così leggiamo, così ci dicono le fonti, a muoversi per destituirlo. Può sperare in due situazioni, una qualcosa di negoziazione, una per perdere negoziando, oppure accettare proprio il martirio come nella loro filosofia, come nel loro stato mentale, diciamo così. Reza Pahlavi, che è il principe ereditario iraniano, è pronto a rimpiazzare Khamenei, si dice, il figlio dello sciaro, ricordiamo, deposto durante la rivoluzione del 1979, che si offre di guidare questa transizione. È un'ipotesi possibile? I Pahlavi sono stati cacciati dall'Iran a suo tempo con una rivoluzione colorata ante litteram. Si diceva che loro se la godevano sulle piste di sci in Svizzera mentre il popolo iraniano moriva, dopodiché Khomeini, trasportato da un aereo dell'Air France e col beneplacito americano, è stato portato a Teheran, dove si è insediato. Il fatto di riportare quindi un discendente di Reza Pahlavi in Iran, certo è una possibilità, però come dicevo prima non credo che sia una possibilità particolarmente ambita dalla popolazione che di fronte agli attacchi che ci sono stati non manifesta questa
questa distanza dal regime, ma anzi anche quelli che erano critici nei confronti del regime iraniano sembra che adesso si stiano compattando. Quindi è una situazione molto delicata. L'Iran non è un paesino, è un paese enorme, un paese fatto da 90 milioni di abitanti, un paese nel quale ci sono delle città come appunto Shiraz, Isfahan, Teheran, che non sono agglomerati di capanne, ma sono città bellissime, diciamo anche culturalmente molto avanzate e così via. Pensare di averne la meglio semplicemente bombardandoli credo che non sia possibile. Si potrebbe pensare a un'azione di terra come quella che è stata fatta in Iraq, ma appunto l'azione in Iraq è stata fatta contro un esercito che era piegato da 10 anni di attacchi continui, da una no-fly zone che impediva all'aeronautica irachena di volare, da 10 anni di sanzioni che hanno strangolato il paese. In Iran è diverso, e poi l'Iran, intendiamoci, ricordiamo, è al centro dell'attenzione di altri due interlocutori dei quali non si parla mai abbastanza, la Russia e la Cina. Per l'Iran deve passare quel collegamento nord-sud che da San Pietroburgo dovrebbe attraversare i Carpazi, dovrebbe attraversare l'Iran e arrivare a Bandar Abbas, per poi in nave arrivare fino a Mumbai in India. Questo collegamento è stato pensato proprio come sostituzione del collegamento con l'Europa che è stato tagliato con la guerra in Ucraina. E poi per l'Iran passa anche la via della seta che parte dalla Cina verso l'Europa. Quindi questi due paesi svolgono un ruolo, e probabilmente un ruolo l'hanno svolto anche in questa fase. Ricordiamo che il ministro degli esteri Araki giusto ieri l'altro ha parlato con Putin, è stato a Mosca, e questo potrebbe essere anche, io credo che l'azione di Mosca sia stata quella di dire appunto all'Iran: limita le tue reazioni, benché giustificate, perché si tratta di difesa, proprio per evitare una perdita di controllo di una crisi che potrebbe trascinare nel suo gorgo appunto anche la Russia, che confina in fin dei conti con l'Iraq e con l'Iran. Sì, ci sono i paesi del Caucaso di mezzo, però sostanzialmente è un paese molto importante anche per la sicurezza della Russia. Quindi è una situazione estremamente complessa e non credo complessa e in evoluzione. E allora mi riserverò di chiamarla per un suo preziosissimo contributo e spiegazioni. In generale la saluto, la ringrazio e a presto. Prego, di nuovo. Buon pomeriggio. E allora siamo sul finale di questa trasmissione, un piatto ricco, avete visto come ricche sono e tempestose sono le notizie. E adesso in quest'ultima parte di Rumore voglio sentire Irene Testa, giornalista e tesoriera del Partito Radicale. Mi riservavo di farlo già da un po', e in prima linea Irene, mentre Sveva la chiama e mi dirà il là quando Irene sarà in collegamento, Irene Testa in prima linea sempre per le battaglie di dignità e di civiltà contro il soprusi. Avevamo deciso di parlare, di aggiornarci e di aggiornarvi sul caso della legge di iniziativa popolare che il Partito Radicale e Irene in primis ha proposto, questa iniziativa Alessandra, scusami popolare. se ti interrompo, quando vuoi l'ospite in linea. Eccola, Irene, forse tu mi stai ascoltando mentre io cerco di introdurre l'argomento. Ciao Alessandra. Ben ritrovata, come stai? Grazie, un saluto agli ascoltatori. E allora non molto tempo, ma il tempo giusto per informarci su cose giuste. Lo stavo spiegando, anticipando con te. Vogliamo fare il punto di come va l'iniziativa di legge popolare proposta, lo ricordo sempre, dal Partito Radicale e da te in primis, su Zuncheddu e gli altri. Dopo il caso di Beniamino, lo abbiamo visto qui, l'abbiamo ascoltato in questa trasmissione. Beniamino è venuto e ci ha raccontato la sua storia, il caso che ha fatto rumore più in assoluto, il caso più eclatante e più sconvolgente
umiliante, più vergognoso, la condanna di Beniamino Zunchedo, lo ricordo a beneficio degli ascoltatori, ad un triplice omicidio per 33 anni in carcere, una vita. E poi dopo che cosa è successo? Nessun risarcimento quando Beniamino è uscito. Tu lo racconti sempre, se non era per noi che andavamo a trovarlo non aveva nulla, né soldi né vestiti, niente di niente. Però prima di arrivare a questo, Irene, voglio prima di tutto con te commentare quanto sta accadendo. Lo scenario internazionale lo abbiamo appena visto con il generale Bertolini, un scenario molto complesso, in evoluzione, lo stiamo seguendo, ma in questi giorni, Irene, è tornata di attualità la storia di Masha Amini, una ragazza, la ragazza di 22 anni morta per una ciocca di capelli. Allora io voglio dire una cosa, noi in questa trasmissione ne abbiamo parlato molte volte in questi anni, non solo di Masha Amini, in questo caso, ma abbiamo parlato del movimento Donne, Vita, Libertà. Possiamo dire con orgoglio l'abbiamo fatto a più riprese, non sempre come forse dovevamo, ma lo abbiamo fatto. Il mainstream di corte non mi sembra, sinceramente. Che cosa è successo? Lo ripeto, il 13 settembre 2022, mentre si recava da genitori a Teheran, Masha è stata fermata, una ragazza iraniana, ad un posto di blocco dalla polizia all'ingresso dell'autostrada perché non indossava l'hijab, cioè un velo, uno dei veli islamici, in maniera conforme al regime, cioè una ciocca di capelli, andava fuori il velo. Secondo alcuni testimoni, dopo il fermo l'avrebbero portata a fare una lezione di moralità. Ecco che cos'è il regime iraniano. E poi l'hanno percossa e Masha è morta in ospedale. Tu hai intervistato tante volte giornaliste iraniane, hai seguito questi casi. Voglio subito provocare questa domanda. Dove erano i leoni da tastiera? Dove erano gli intellettuali? E dove erano le femministe, quelle dell'8 marzo, quando si parlava di questo? Sì, guarda, è quello che mi chiedo in queste ore, in questi giorni, perché veramente sono tutti diventati esperti di geopolitica. Noi, insomma, io ho conosciuto in questi 3 anni tante ragazze iraniane, insieme a loro ho partecipato a tante manifestazioni davanti all'ambasciata iraniana e loro lottavano per cambiare il regime. Peccato, diciamo, che nonostante ci siano state tantissime manifestazioni in tutta Italia, tantissime iniziative, diciamo, per chiedere alla politica, alle istituzioni, ma ai media anche, come dire, di dare voce e luce a queste loro iniziative. Da questo punto di vista devo dire che c'è stato molto poco, sono state supportate molto poco e infatti quella rivoluzione si è andata, come dire, anche per cause di forza maggiore, per il fatto anche che in Iran vengono arrestate, torturate, perseguitate, ricattate le famiglie. E quindi di conseguenza, diciamo, hanno rallentato questa rivoluzione Donna, Vita e Libertà, no? Questo movimento che poi è nato sia all'interno dell'Iran che anche all'esterno. Diciamo che oggi insomma sono tutti diventati scienziati e bravi a dire no, non si doveva, è un paese che da solo riuscirà dall'interno a cambiare il regime. Insomma, sappiamo che è da 46 anni che questo regime non cambia e che ha fatto di questo popolo, lo ha ridotto, perché fa delle cose veramente atroci, non solo nei confronti delle donne, delle ragazze, ma anche degli stessi uomini, perché il regime odia qualunque cosa possa essere rappresentato dalla bellezza, impedisce qualunque tipo di vita normale a queste persone. Solo dentro le loro case possono far finta di vivere normalmente, ma una volta che escono fuori, cioè, neanche gli animali riescono a sopravvivere a quel regime, perché i cani, essendo considerati impuri, i gatti, non possono essere neanche portati all'esterno. Ti faccio, diciamo, l'ultimo degli esempi, per dire, proprio perché vengono assassinati dal regime, e quindi immaginiamo cosa. Per capire che cos'è il regime iraniano, no? Tanto per capire che cosa fanno alle donne e ai cani. Bene ricordarlo questo. Grazie. Esatto. E alle donne, ecco, insomma, le obbligano a fare una vita infelice, una vita da donne, diciamo,
sottomesse, sottousi e di abusi, insomma, una vita di sottousi e di assolutamente abusi. sì, se pensi che possono essere date spose a 9 anni, ma comunque diciamo la figura maschile è sempre proprietaria in qualche modo della donna, e quindi di conseguenza queste donne non hanno nessuna libertà, neanche quella di poter uscire col proprio fidanzato in giro, o di potersi scambiare degli abbracci, o neanche di portare, per dire, i rossetti all'università, perché le studentesse universitarie quando entrano nelle facoltà vengono perquisite dalla polizia morale, che se trova un oggetto che diciamo può essere utilizzato dalle donne, come ad esempio il rossetto, viene buttato, schiacciato, e le donne vengono anche minacciate, perché diciamo questo tipo di cose non è consentita, insomma, devono essere, diciamo, bene o male coperte dal velo, e neanche l'abbigliamento può essere un abbigliamento diciamo stretto, o che in qualche modo ricalchi le forme del corpo della donna, ma deve essere sempre o un pantalone molto largo, un qualcosa, diciamo, che non possa mostrare, diciamo, niente di femminile. Quindi diciamo le cose assurde. Donne, ma non hanno né vita né libertà, ma loro sono donne e vogliono vita e libertà, tanto per capirci, Irene. E allora, per chi c'è stato e per chi non c'è stato, questa è la realtà in Iran, la realtà. E bisogna esserci sempre, non soltanto nei momenti quando, insomma, il mainstream accende riferimento. Bisognerebbe esserci sempre, come bisognerebbe esserci sempre per i casi di ingiusta detenzione, per la situazione delle carceri che stanno esplodendo, vedo la tua attività sempre più intensa, per le ingiustizie, per quello di Beniamino Zuncheddu. Come procede la raccolta firme? Come va questa iniziativa che fa sì rumore, sta sfondando? Guarda, in realtà a livello, diciamo, online non è una proposta che decolla, proprio per questo abbiamo iniziato a raccogliere dal mese scorso le firme anche nel modo classico, in cartaceo, con i moduli. Devo dire che in Sardegna, forse perché chiaramente è la patria, la casa di Beniamino, quindi la gente magari si è sentita più invogliata a dare una mano e a raccogliere le firme, e quindi devo dire che molti sindaci in molti paesi stanno raccogliendo le firme. Questo ci consente di poter prorogare la campagna diciamo per altri mesi, proprio perché rinunceremo alle firme raccolte online per poter proseguire, perché non abbiamo intenzione, come dire, di arrenderci, perché sappiamo che è una legge importante che non serve solo a Beniamino, ma a tutte quelle persone che finiscono da innocenti, perché va detto, dentro un carcere, e poi quando escono non sanno come tirare avanti, non sanno come poter mandare avanti la propria vita, e quindi sono costretti, diciamo, a indebitarsi, a chiedere aiuto, a andare a volte persino alla Caritas pur di tirare avanti. E già ancora il caso di Beniamino ci dà la conferma abbiamo visto con te tempo fa in questa trasmissione anche il caso di Lorenzo Maiolica, voglio ricordarlo, perché queste storie possono lambire, toccare tutti noi, ingiuste accuse, ingiuste detenzioni. Non è un caso a noi lontano, lo vediamo come lontano, ma in realtà può toccare tutti nella vita quotidiana. E poi chi ci difende? È così, Irene? Sì, tra l'altro ci sono, guarda, anche donne che finiscono nel tritacarne della giustizia, che può sembrare come dire minoritaria, ma in realtà accade. Io ho seguito diverse storie di persone completamente distrutte professionalmente, anche perché da un momento all'altro puoi finire diciamo in una vicenda giudiziaria senza manco renderti conto, e poi però tirarti fuori è molto difficile, molto costoso, ma soprattutto poi come dire, non tutti possono permetterselo, non tutti possono permetterselo, non tutti se lo possono permettere. E dobbiamo anche dire che poi, una volta che finisce questo calvario, perché per molti di calvario si tratta, non c'è nessun tipo di supporto. Se pensi che appunto Beniamino, come dicevamo, è uscito dal carcere ormai più di un anno,
e da quel giorno non ha avuto più nulla, cioè continua la sorella a dovergli dare i soldini per comprarsi le sigarette, per poter offrire un caffè a un amico, ma è anche una cosa molto umiliante anche nei confronti di una persona a cui già sono stati sottratti tanti anni di vita, ha sofferto, è una persona che comunque non potrà più rifare le cose che avrebbe potuto fare quando aveva 26 anni, perché ormai ne ha 60. E allora di fronte a queste situazioni e soprattutto a questo buco normativo, perché di fatto non c'è... Pronto? Pronto? Mi scusi Irene, Alessandra Mori è caduta la linea, adesso la richiamo immediatamente. Sì. Se intanto vuole andare avanti non ci sono problemi. Ma se non c'è? Sì, ora la richiamo subito. Facciamo pausa di 1 minuto. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Ci siamo, Sveva, posso salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori? Sì, sei in diretta. Siamo in diretta, Irene immagino sia caduta, Sì. siamo cadute improvvisamente. Irene, ci sei? Sì, ci sono. Ci sei, allora velocissimamente come si fa per firmare? Proprio mezzo secondo, vai. Allora, si può andare intanto su internet, è sufficiente andare o sul sito del Partito Radicale www.partitoradicale.it o sulla piattaforma governativa che si trova facilmente mettendo proposte di legge Zunchedu su Google, si viene dirottati alla piattaforma. Ecco, grazie Irene, ti ringrazio moltissimo, ti abbraccio, mi dispiace di questa caduta finale, ma insomma noi non cadremo, ci rialzeremo sempre insieme. E saluto Grazie tutti, Alessandra. ti saluto, ti abbraccio, ti ringrazio, saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, saremo insieme ancora un altro po' per qualche altra puntata e poi ci separeremo per la pausa estiva. E allora a martedì, a presto. Avete ascoltato Pop Economia.